Come è noto, io ho insegnato per tutta una vita latino e greco e materie letterarie, però all'età di 50 anni mi nacque la curiosità per la matematica, soprattutto stimolato da un fatto: ma perché gli italiani non amano tanto la matematica? Perché addirittura si vantano di non capire la matematica? Un genitore durante un ricevimento mi ha detto: professore, in pallora d'onore, mi creda, modestamente di matematica non ho capito mai un tubo. Io non ho mai sentito nessuno di essere così orgoglioso di essere cretino. Cioè, ma come si permette? Non è che mi permetto io, scusi, lei non è che mi sta dicendo che non capisce niente di matematica, lei mi sta dicendo che modestamente, cioè, è contento di non capire niente di matematica, cioè significa ammettere di non capire le cose. Come si fa? Tutto è matematica, io ho spiegato. Noi misuriamo anche lo spazio dove ci muoviamo, misuriamo il tempo, cioè, i numeri si trovano dappertutto, non c'è vita senza matematica. Come si fa a non capirlo? Ma io ho sentito gente incredibile. Mi diceva un amico mio, Giovanni: mio figlio ha portato un compito di algebra 9. Disse: ma tuo figlio mio, sì, ma come pigliasti? O tua madre mi ha tradito, oppure ne sciste fuori a razza. Cioè, stiamo parlando di che? Ma lei mi crede, mi diceva un mio coinquilino, che a volte quando mi danno il resto veloci veloci dico: ma come fanno a darmi il resto così veloce? Come lo fanno il conto senza calcolatrice? Ma perché prima c'erano le calcolatrici? Prima i conti li facevamo senza calcolatrice. Cioè, noi, per via del fatto che non ci ragioniamo più, ecco perché la matematica poi non ci sembra una cosa buona. Anche davanti a un quiz matematico stupido, cioè, cadiamo come le pere. Facciamo un esempio: quante dita ci sono in una mano? Giusto? 5. In 2 mani? 10, esatto. E in 10 mani? 100. No, no, in 10 mani non ci sono 100 dita, ce ne sono 50, perché in una ce ne sono 5, in 10 ce ne sono 50, non 100. Ma non perché siamo scemi, la verità è che non ci riflettiamo, non siamo più abituati a ragionare, non facciamo funzionare il cervello. Certo, la scuola qualche responsabilità ce l'ha pure, perché tante volte insegniamo ai ragazzi le cose in maniera astratta, per esempio le frazioni. Noi proponiamo ai ragazzi quesiti: ragazzi, abbiamo 4 panettoni per 5 famiglie, come si fa? Il ragazzo, che va dietro la logica dell'esperienza, dice: vabbè, una famiglia resta senza panettone. E se devo pensare. Qualche altro commenta pure spiritosamente: ma visto che dopo Natale poi vanno per 4 soldi, non ne potranno accattare, che sai? Cioè, ed è ovvio, è normale. Tra l'altro, a proposito di logica dell'esperienza, io ricordo sempre quell'aneddoto della bambina che chiede a sua madre: mamma, perché il fratellino c'ha il pisellino e io no? Ci gioia, se fai la brava da grande ne avrai uno pure tu. Dice: mamma, e se non sarò brava? Dice: allora ne avrai una collezione. Ecco, i bambini ragionano così. Cioè, e quindi noi invece, visto che c'è il problema dei panettoni, che non bastano per 5 famiglie, i panettoni sono solo 4, ci dobbiamo rendere conto che è un problema di unità di misura. Vuol dire che l'unità di misura panettone non funziona, ce ne vuole una più piccola. Qual è l'unità di misura più piccola del panettone intero? La fetta. Allora prendiamo i 4 panettoni, li dividiamo in 10 fette ciascuno, diventano 40 fette di panettone. Per 5 famiglie vengono 8 fette a famiglia, e quindi con l'unità di misura insegniamo loro a ragionare anche sulle frazioni. Cioè, il problema è quello, cioè, forse sarebbe stato più il caso di fare canzoni a sfondo matematico, perché ci aiutano. Tipo 44 gatti in fila per 6 con il resto di 2, si misero compatti in fila per 6 con il resto di 2. Ecco, ora vi chiedo: ma quante file erano questi gatti? Vabbè, ce lo so, che ci vuole? Uno prende la calcolatrice del telefono e fa 42 diviso 6 e si vede quanto file era. E se il telefono è scarico, si scarica pure il rientro. Erano 7 file, 6 per 7 42, quindi con il resto di 2 perché erano 44. E dico, non è che ci vuole granché. Cioè, la verità è, e ve lo dico col cuore in mano, che nel mondo esistono 3 categorie di persone: quelle che sanno contare e quelle che non sanno contare. E lei che sta aspettando la terza? Allora non è vero che non è capace, allora sa contare. Allora io, come ragionamento conclusivo su questo problema della matematica, richiamerei uno dei padri del nostro umorismo, il grande Renzino Barbera, che creò il personaggio di Don Totò. E quando a Don Totò, l'insegnante di matematica, chiese: Don Totò, quanto fa 12 diviso 4? Don Totò chiese a sua volta: ma un minuto, ma questi 4 cos'è? Non so, ci fa l'insegnante: 4 persone. No, non è che per cosa, perché se tra questi 4 c'è mio compare Alfio, chi è capace che si fotte tutti i rurici?